Direttore, approfitto di questa sua presenza per un consuntivo su ciò che è stata la giornata di ieri. Il clou, la Valle, è stata protagonista con l'assegnazione del premio all'Uzbekistan, insomma un suo bilancio anche di questo che è stata questa esperienza. Ieri è stata una giornata fantastica, abbiamo aperto la Valle alla conclusione della manifestazione, i 5.000 visitatori hanno potuto ammirare quindi una valle che già ha preannunciato l'inizio della primavera con i suoi colori, i suoi odori, i suoi profumi, e soprattutto anche i numerosi gruppi che venivano da tutte le parti del mondo hanno potuto godere di questo connubio di paesaggio e archeologia che rendono unica la Valle dei Templi. Il parco ha avuto un ruolo determinante nell'organizzazione di questo evento. All'inizio sembrava quasi un po' essere messo da parte, poi siete stati i principali sostenitori anche da un punto di vista economico. Noi siamo stati i sostenitori da un punto di vista economico, sull'organizzazione abbiamo semplicemente messo a disposizione le nostre strutture, quali il Palacongressi e il Tempio della Concordia della Valle. L'organizzazione comunque si attesta al Comune, del quale abbiamo ritenuto di poter dare e dover dare il sostegno relativamente alla parte economica e soprattutto all'utilizzo delle nostre strutture. Ci sarà un nuovo nome per il prossimo anno per l'organizzazione della sagra del Festival del Mandorlo? Noi siamo qui e ci occupiamo dei beni culturali. Il Mandorlo si attesta all'amministrazione comunale. Il prossimo anno si vedrà quali saranno gli obiettivi e le finalità che il Comune vorrà assegnare per la realizzazione del prossimo Mandorlo. Ecco, iniziative a breve, ci stiamo già a grandi passi avvicinando verso l'estate. Il parco sicuramente avrà tante cose in cantiere, magari qualche anticipazione. Noi direttore. Abbiamo messo in cantiere già con determinazione che sono già state passate e sono all'inizio. A breve, la prossima settimana, riprendono i lavori di completamento del marciapiede della via panoramica dei Templi. Finalmente si completerà questo asse importante di valorizzazione di una via importante che porta alla Valle dei Templi, ma sarà un biglietto da visita anche per la città, perché realizzeremo un giardino che fungerà da biglietto da visita non solo per chi va alla valle, ma per chi arriva in città dal lato est. Poi abbiamo la scorsa settimana fatto delle attività culturali con i bambini, con la didattica ad Eracleamino, ed Eracleamino è un sito sul quale stiamo spendendo molto in attività culturali e anche come sostegno per renderlo alla prossima stagione, quella imminente, fruibile con nuove opportunità di valorizzazione, ma lo stesso riguarda per esempio la riapertura del Montecronio a Sciacca, dell'antiquarium. È un progetto che ormai abbiamo appaltato, e dentro l'estate si potrà tornare a vedere questo antiquarium in una veste nuova, con una possibilità di fine settimana di avere delle iniziative culturali a sostegno dell'antiquarium stesso.